Ma io sono fortemente turbato per quello che è avvenuto e per quello che sta avvenendo. E appunto chiedo con forza a Marco Zambuto se ritiene di essere ancora il sindaco di questa città, se questa città in questo momento ha un vertice, ha un capo. E parto da fatti concreti. Io ho sollevato la questione che ha suscitato un grandissimo consenso nella cittadinanza della illegalità, del contrasto col piano regolatore di un impianto di carburante in corso di realizzazione in via Emporium, quasi a San Leone. È una vicenda clamorosa che tocca un circuito d'affari di milioni di euro. Chiunque guardando le tavole del PRG può notare come quell'impianto non sia mai stato deciso dal Consiglio Comunale, non sia previsto dal piano regolatore. È un'autentica follia. Questa vicenda emerge in un momento in cui l'autorità giudiziaria fa gli arresti per tangenti al comune di Agrigento, proprio in quell'ufficio urbanistica che avrebbe dovuto avere un ruolo anche in ordine al piano regolatore e all'impianto di carburanti. La vicenda è clamorosa e il sindaco tace, non dice una parola, non è in grado di rassicurare la città nel merito di una cosa così grossa. Io mi rendo conto di essere sovraesposto in questa città, di essere l'unico che dice una serie di cose. Domani vi mostrerò la denuncia che l'anno scorso presentai proprio contro Zicari e Di Francesco per l'andazzo che avevano creato all'interno del comune di Agrigento. Come oggi sono l'unico, e ripropongo l'interrogativo, esiste un sindaco ad Agrigento, l'unico che avendo un ruolo amministrativo sottolinea e solleva la questione enorme del mercato che avviene nelle aree pubbliche, per via dei commercianti di ortofrutta. Ormai chiunque ritiene in violazione delle leggi, dei regolamenti, di qualsiasi cosa, di impiantare gazebo, perimetrare aree, farci tetti, sigillare tutto, per aprire lucrosissimi commerci di ortofrutta ad Agrigento. Bene, i vigili urbani hanno fatto un lavoro enorme, hanno individuato tutte queste illegalità, le hanno denunziate, sono illegalità che rendono migliaia e migliaia e migliaia di euro al giorno a coloro che pongono in essere questa illegalità. I vigili urbani vengono derisi perché al comune di Agrigento sono ritenuti soggetti che sporcano carte inutilmente, perché i rapporti dei vigili urbani su questa illegalità sono stati insabbiati dagli altri uffici comunali. Allora ha ragione il GIP Alberto Davico, la magistratura, quando scrive che vi è la normalità della corruzione al comune di Agrigento, quando scrive che vi è la irresponsabilità della dirigenza e dei funzionari rispetto agli organi politici e al sindaco che non controlla nulla. Rosalda Passarello dovrebbe essere mandata a casa solo per avere pubblicamente detto che gli ortofrutticoli gli regalano la frutta perché la sanno nemica di Arnone, che è quello che dà fastidio. Allora, se esiste un sindaco ad Agrigento, questo sindaco oggi deve chiamare voi televisioni, non per fare i soliti balletti, ma per dire la vicenda dell'impianto dei carburanti sta in questo modo.